Diamo il buongiorno e benvenuto a Gigi De Filippis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come tutti i lunedì e giovedì parliamo della futura amministrazione e delle richieste della comunità tarantina. Oggi è il turno appunto dei professionisti, degli ingegneri tecnici. Partiamo esattamente di qua. Il prossimo sindaco o la prossima sindaca De Filippis, quale è la priorità secondo gli ingegneri sui quali si dovrebbe concentrare? Beh, sicuramente il prossimo sindaco o sindaca che sarà dovrà occuparsi di una cosa fondamentale a cui tutto il resto potrà collegarsi, ovvero dare una visione a questo territorio, a questa città, una visione che manca da troppo tempo, da troppi anni, e che inevitabilmente compromette tutta la progettualità che si possa realizzare su una città dove, mancando una visione, tutti i progetti lì dove dovessero realizzarsi, ma si realizzano anche qui con molta difficoltà, troverebbero poca sinergia e quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile per rilanciare un territorio che giorno dopo giorno sta morendo. Ma quando parlate di visione parlate, immagino, di qualcosa di integrato, non solo diciamo relativamente all'estensione geografica, urbanistica, ma immagino anche proprio la progettazione, la rigenerazione di alcuni spazi, immagino. Assolutamente sì, quando parliamo di progettualità inevitabilmente i diversi ambiti debbono essere pensati in maniera integrata, così come anche la città di Taranto deve essere integrata al territorio sia della provincia ma anche della regione e di un contesto più ampio. Quindi progettualità significa mettersi insieme tutti intorno a un tavolo e riuscire a definire le diverse linee guida da seguire per raggiungere micro obiettivi, ma definiti alla fine con un unico macro obiettivo che deve essere il rilancio della città, la rinascita della città. E secondo voi c'è qualcosa che sicuramente il sindaco o la sindaca non deve fare? Sicuramente non dovrà pensare a ripartire incarichi, ripartire poltrone, ma dovrà dedicarsi all'amministrazione della città e lo dovrà fare con la giusta competenza ed affidandosi ai tecnici competenti, ciascuno per il proprio settore. Voi avete, se non ricordo male, un incontro in programma con tutti i candidati, o l'avete già fatto? Il prossimo lunedì, esattamente il lunedì 19 alle ore 9 presso la nostra sede. C'è un progetto che li sottoporrete per capire se sono favorevoli o contrari? Il progetto che noi abbiamo come rete delle professioni tecniche, 8 ordini e collegi tecnici della provincia di Taranto, progettualità sulle quali stiamo lavorando già da un anno, siamo costituiti da un anno, e che sottoporremo all'attenzione dei candidati. Con me oggi anche Luigi De Filippis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, ma non solo, presidente anche del collegio ordini coordinatore rete professioni tecniche ioniche. Ecco, esatto, non riuscivo a dirlo, grazie presidente. Si chiama Orizzonte Taranto ed è il progetto tirato giù, anzi messo su dagli ingegneri di Taranto, un futuro scenario della città, del capoluogo, del territorio più in generale, con e senza fabbrica, progetto ambizioso. Partiamo da quello che in qualche modo è, secondo alcuni, lo scenario peggiore, una fabbrica che continua a esistere, a produrre. Innanzitutto, che fabbrica avete immaginato e quale rapporto con la città? Sicuramente il territorio tarantino è interessato da questo grande insediamento siderurgico che ha caratterizzato nel bene e nel male la città stessa e la provincia, ma non solo. Quindi immaginare Taranto con lo stabilimento evidentemente significa per noi tecnici continuare a produrre acciaio, ma nel rispetto di quelle che sono le condizioni ambientali per garantire la salute dei lavoratori e della cittadinanza tutta, oltre che ovviamente quelli che sono la garanzia dei posti di lavoro. Le tecnologie oggi esistono, ovviamente sono tecnologie costose e la criticità è proprio questa. Quali tecnologie possano essere realmente implementate, ma in realtà la risposta c'è già, ma l'altra domanda molto critica è con quali risorse farlo e soprattutto con che tempistica. Presidente, lei che è un ingegnere, io sono un ignorante, una capra, mi aiuti a capire, ma questa decarbonizzazione si può fare o non si può fare? Ma da buon ingegnere quale sono, la risposta è molto semplice: si può fare tutto, bisogna soltanto avere la volontà di farla, e quello ovviamente non compete soltanto ai tecnici ma compete alla politica che non è soltanto ovviamente una politica locale ma una politica su una scala più alta, quindi minimo quella regionale, quella nazionale. Oltre alla volontà servono, e poi servono i soldini, servono le competenze e le tecnologie. Quanto costa sta decarbonizzazione?
dipende da dove effettivamente si parte. Questo è un punto che andrebbe valutato concretamente, e dove effettivamente si voglia arrivare. Noi su questo punto ci siamo in più occasioni resi disponibili anche a contribuire con l'istituzione di una cabina di regia alla quale poter partecipare, ma non abbiamo avuto ascolto da parte di nessuno, pur ricordando che noi siamo un ente pubblico, non economico, quindi comunque siamo un ente pubblico che ci mettiamo a disposizione della comunità e della collettività. Però diciamo, ad oggi nessuno ha avuto il buon senso di contattarci. Quindi si può fare, costerà un pacco e mezzo di soldi, per cui forse immagino anche 2 pacchi e mezzo di soldi, e però qui sti pacchi o li mette lo Stato, o è difficile che un imprenditore privato arrivi e dica sono un missionario e difficilmente, anche che un imprenditore a fine mese tira una linea, deve avere più il deve fare positivo. profitto. Arriviamo invece all'altra ipotesi, allo scenario, una città senza Ilva. Come gli ingegneri di Taranto come la vedono? Taranto e la sua provincia hanno una ricchezza, un potenziale enorme che si chiama turismo. Un turismo che però va declinato in tutte le sue accezioni, in tutte le sue sfaccettature, e che in questa fase non certamente presenta un buon orizzonte. Questo perché in primis manca l'attrattività della città, la ricettività della città. Bisognerebbe ridisegnare tutto ciò che riguarda un ambito turistico che possa essere ovviamente di rilancio per il territorio, sul quale comunque ci sarebbe anche qui all'orizzonte lo stabilimento che non può e non potrà essere chiuso e cancellato dall'oggi al domani. Parlavamo prima di posti letto a Taranto, uno dei primi gap da superare per una città a vocazione turistica è proprio quello. Certo, Taranto ha pochi posti letto, Taranto non può ospitare ad esempio grossi eventi. Noi ci siamo fatti un po' dei calcoli anche in vista di organizzare qui a Taranto degli eventi di portata nazionale per quanto riguardano i tecnici, e siamo andati fortemente in crisi. Bene, insomma, resta da capire a questo punto che città vogliamo praticamente, quindi le faccio un'ultima domanda e le chiedo di rispondere davvero con un flash. Al prossimo sindaco o alla prossima sindaca di Taranto, il primo argomento da sottoporre quale sarà? Creare una città pensata per i nostri giovani, per il futuro, una città che sta perdendo sempre più anche i nostri figli, che lasciano il territorio sia prima degli studi che dopo gli studi, quindi è fondamentale questo. Grazie a Luigi De Filippis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, grazie per essere stato con noi, insomma i suggerimenti naturalmente disturberemo ancora altre volte perché eri un sacco di aspetti. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti.